che le banche, loro hanno prelevato i soldi, però bisogna vedere se dopo mantengono le promesse, perché loro li hanno già prelevati i soldi. Ma c'è una parte a fondo perduto oppure con tassi agevolati? Che cosa hanno No, no, ma è già stabilito che danno l'80%. Questi rimborsano l'80%. L'80%. Noi sono fino a una certa cifra. Per ciò che riguarda il lavoro della struttura così, certo, o in generale? No, in generale quello che stanno facendo, perché è tutto scritto quello che dovevano fare dalla regione. Loro prima di iniziare a fare i lavori, loro hanno quindi fatto... la regione è venuta qui e ha deciso che cosa andava a fare. Loro hanno mandato un ingegnere e un geologo. Architetti hanno presentato, questo c'è quello da fare. Loro hanno presentato, è garantito e firmato, e loro, il comune, ha approvato. Perché non puoi iniziare senza fare la procedura. No, infatti abbiamo iniziato dopo che ci ha dato il decreto. E le aziende che fanno questo tipo di lavoro mi dicevano l'altra volta che sono alcune, perché non tutte possono rilasciare questo tipo di certificazione. Ci vuole il geometra e l'ingegnere della regione. Hanno fatto caso per l'impresa che viene a lavorare deve avere una certificazione. Sì, devi certificare tutti i lavori che fai in base al geometra come le in base a quello chi è che decide sulle imprese? Cioè nel senso che c'è una libera concorrenza? No, noi abbiamo cercato, abbiamo chiamato un'impresa che conoscevamo. Quindi un'impresa scelta da voi. Poteva rilasciare la famosa certificazione. Che fanno viene a vedere lui. Cioè il geometra della regione, comunque del comune. Del comune. Certo, e questo per ciò che riguarda questo comune ovviamente, che invece non è così per tanti altri comuni. Nel nostro comune sarà così, però per adesso non è così. Però ogni comune si perché sennò la gente sarebbe già partita. Perché io l'altro giorno, quando ero in comune per prendere quei fogli là, molti dicevano noi aspettiamo a gennaio, perché a gennaio si sa veramente se li danno questi soldi. Questo è l'ultimo coso che ha mandato il comune. Dovrebbero dare i moduli abitativi per chi non ha proprio la casa, chi non si è arrangiato per conto suo, insomma. Che rimane ancora in tenda. Quanta gente c'è dentro gli alberghi? Non lo so, ce n'è, so, però mamma mia, sono tanti. Aspetta che pensi pure. Mi aveva chiesto se poteva venire un po' lì da noi, poi gli ha dato l'appartamento lì, papà dei bimbi. Io loro ce li ho notato, però la via non la so, Francesco abita dalle parti di mia madre. E adesso c'è sempre anche se no, ma anche te sei sulla lista nera. Stai zitto perché le prendi, perché invece di dire aspetta ma che vado a dare una mano a mia zia a pulire, a fare quello che c'è da fare, vieni a rompere. Ieri 750 km, tutti i giorni sono 700-800 km. Io arrivo a casa e non vedo neanche la porta. Io non pretendo niente da nessuno, però se ti dico che sono distrutta è perché sono distrutta, perché se no lo sai che io prendo la macchina e vado. Dal 20 maggio fino a sabato che è venuto il diluvio. Quindi vi siete goduti l'estate qui, un po' caldo? Si fa come si può. Però ho visto che vi siete organizzati come li avete potuti. Sì. Anche bene, Sì, noi non siamo andati in Pendopoli o quelle cose lì. No, vi siete organizzati per i fatti vostri. Questa è la zona notte. Sì. Ce n'è di posto qua. Questo è il nostro letto, mio figlio con la moglie, i due ragazzi. Abbiamo due figli loro. Quanti siete voi? 6. Sì. Siamo 6 persone. Però siete riusciti a riorganizzare la casa in tempi abbastanza veloci? E appena ci hanno dato il permesso abbiamo iniziato a ristrutturare quello che hanno detto loro. E adesso dormite in casa? Sabato siamo andati dentro perché qui era un lago. Ma clandestini? Clandestini non potremmo. Sì, però ci hanno detto anche il geometra andate dentro. Sì, ma il nostro geometra, perché quelli della regione non te l'hanno detto ancora. Adesso poi... Perché quando è finito tutto lui l'ha detto, deve venire l'ingegnere, controllare tutti deve i lavori. collaudare, Esatto. deve fare il collaudo dei lavori. Perché lui deve firmare, poi... No, non può fare, loro i muratori non possono fare
devono fare quello che dice il giovane. Sì, allora sì. Quindi praticamente voi non avete vissuto nulla nella tendopoli? No, no, perché noi dalla prima mattina ci siamo organizzati. Cosa avete fatto? Abbiamo piazzato la Subito? tenda, sì. Quindi tirato su tenda, organizzato Esatto, gli poi spazi. perché poi io faccio le cose in casa, conserva, quelle cose lì, avevamo già il fornello, la bombola e Organizzati subito noi. sì. Non è la prima guerra questa, per cui noi sardi poi siamo abituati a risolvere in fretta. A dormire per terra. E poi principalmente io che ho fatto la metà degli anni che andavo in Sardegna, in campagna. Cosa faceva in Sardegna? Faceva l'agricoltore? No, il pastore. Il pastore. E poi ha lasciato in quali anni? Nel 60 siamo venuti Nel qui. 60. Ah, se siamo al mese scorso, noi ci siamo quanto? 53 anni. 53 anni. 52. Ah no, 52. 52 anni. Non si diventa comunque emiliani, No. Non si diventa, non bastano 52 anni. Il dialetto, noi, i miei figli, si No, e poi anche solo guardarci si vede che non siamo di qua. No, è certo. Certo. Qualche parola ai miei figli, però la tagliano non... Loro parlano l'italiano, però capiscono tutto il sardo, solo che lo storpiano se devono parlarlo. Peccato però. Devono abituarsi, riabituarsi alla parlata nostra. Noi parliamo. Ma con i ragazzi che vanno fuori a lavorare parlano tutti l'italiano. Sì. Cioè, certo, è difficile. È difficile imparare proprio schietto il nostro dialetto. Perché dei sardi ce ne sono molti che non si fanno conoscere neanche. Che vergogna questo. Ci sono delle mie sorelle che non lo sanno parlare. E che età hanno? Ce n'è una che è più vecchia di me, però lei guai a parlare il dialetto. Ma davvero? Chi è la gavina? Sì. La sapevo. La gavina bisogna picchiarla. Allora, bisogna picchiarla. In Sardegna si stanno facendo grandi battaglie invece per riprendere la nostra lingua, per praticarla anche dentro le scuole, nella stampa. L'ho sentito. L'ho sentito che io. proprio non è neanche dialetto, è lingua a lingua la nostra. Sì, la nostra è una lingua. Poi è arrivata mia nipote, poi è arrivata i miei figli. Lei, quella signora lì, ha chiamato mio nipote, ci ha dato della roba, poi è tornata piano piano, però sei buttata lì, si parlava stesso. Io, della maniera che ho visto, sono rimasto, che li posso dire, che macaroni senza formaggio. Certo! Sono rimasto così. Macaroni skenagale. Non sapevo cosa dire. Sono stati bravissimi, super organizzati. Loro sì. Fino a che ci hanno Ho dato... visto situazioni veramente che non aiuto e il cortile in casa, ma sono situazioni perché qua ce ne sono molti che sono cominciando, però ci voleva il permesso anche di aggiustare. La macchina fuori, coperta da Che non potevi toccare, fare questo, fare questo. Quindi non sono stati molto veloci loro perché se si trattava di intervenire per aggiustare bisognava farlo anche velocemente questo. O hanno aspettato loro, vero? Chi? E le istituzioni, il comune. No, sono stati bravi anche loro. Perché subito, tutti i giorni c'erano i vigili del fuoco, la protezione civile, passavano i puntelli, ce li abbiamo messi subito noi quando abbiamo visto la crepa che è venuta nella casa. Perché si è distaccata la... Abbiamo messo su i puntelli nel balcone, se no veniva giù la facciata. non saranno... La facciata veniva giù tutto. Non saranno tanti belli i puntelli, ma poi più altro che no, sono bellissimi. Sono bellissimi. Adesso poi li ritiriamo. I preventivi già più di 20.000 euro, quindi dopo si sono aggiunte delle altre cose, perché dopo quando hanno visto come erano messi i muri e va a prendere delle staffe di 2 metri di ferro alte così. Poi una crepa una parte, una ferro crepa costa l'altra. molto. Ascolti, ma lei sa se ci sono altri sardi in difficoltà
più gravi, più pesanti? I sardi che conosciamo noi a Cavezzo, mio figlio non c'ha... Lui è antisismica là. Mia figlia Lo stesso. lo stesso. Casi C'è antisismici. un altro, sua sorella, Non hanno niente anche loro, sono tutti a posto. Ce ne sono molti che dicono che sono sardi, però non si fanno conoscere. Questo è ironico. No, Mali Vainti. No, Mali Vainti. no, davvero. Ci sono delle persone Tanta gente, insomma. che non Qui si dentro c'è caldo, ragazzi. andiamo fuori, andiamo. Ma come sei bello, Ha un bel carattere. Ma avete fatto grandi lavori qui comunque, grandi lavori. Se no eravamo con la facciata per terra. Quindi siete intervenuti subito? Sì. E c'erano danni molto importanti. Speriamo che facciamo Erano questo. importanti perché abbiamo dovuto fare le fondamenta lì al balcone fuori. Puntellarlo tutto con delle colonne A d'acciaio. tornare alla Poi hanno messo gli angolari, non so se li avete visti, Sì, l'ho visto. le catene dappertutto. Delle staffe di ferro ci abbiamo messo in mezzo alle pareti disumane, proprio. E lì le cose prime le abbiamo fatte io. Vorrei sapere per curiosità, giusto perché siamo fra noi, ma le istituzioni locali cosa stanno facendo? Niente. Qua a Sant'Antonio, sapete cosa vi dico? Non c'è una persona che abbia iniziato il lavoro. Uno solo, su 840 abitanti, perché non si riesce a capire che cosa dire. Perché tutti dicono, poi quello che dice lei, non va mai bene niente, perché io sono andata alla riunione, io lo volevo registrare, tutto, ma di quello che ha detto lei, dopo alla fine non ne risulta niente, perché lei racconta solo delle palle. Ma lei deve essere sincera, quando una persona non sa una cosa dice, non la so. Oppure, lei che cos'è, sindaco? Sì. Ma è il suo secondo mandato. Al secondo mandato. Ma qual è la motivazione per la quale non stanno intervenendo? Cioè c'è una ragione? Qui continuano le scosse, hanno paura Sì, che la c'è situazione stato anche sia... quel fattore lì che per quasi un mese. Ha continuato a Sì, tremare. dalle 8 alle 10 scosse al giorno, adesso dopo si era ridotta a 2, a 3, poi si era un pochino ferma, ma a giorni. Non è che settimane, giorni, dopo qualche donna sempre, perché una delle ultime della settimana domenica scorsa eravamo qui noi, ne abbiamo messo 3 noi nella città. Siete riusciti a fare un censimento dei sardi inguaiati? Io quelli che conoscevo, 24-25 famiglie. Sì, Ho capito che siamo in Mariangela, vabbè, l'ha scritto Mariangela sul Quindi coso. la necessità di dire io ho perso tutto, io ho perso una parte, per cui abbiamo necessità di... Adesso io ho già le carte, io l'altro giorno sono andato, io so già che... E io so anche la stima che cosa può valere qua aggiustare, è una cifra esagerata.